Stagione tutto sommato positiva che abbiamo fatto in crescita, all'inizio siamo partiti non tanto bene, poi siamo cresciuti tutti assieme come squadra, come gioco, come mentalità soprattutto e siamo riusciti a raggiungere dei buoni risultati alla fine dell'anno. Io penso effettivamente che sia stata una stagione iniziata difficilmente, poi ovviamente con i miglioramenti si sono visti anche dei risultati migliori, ci siamo impegnati tantissimo per raggiungere comunque dei risultati, ci siamo impegnati molto e tutto sommato la stagione è stata in crescita e speriamo che poi comunque la stagione prossima si possa continuare su questa strada. Da capitano da dire che sono soddisfatto di tutti i componenti della squadra, hanno dato tutti il massimo, siamo riusciti a crescere e a diventare più forti e siamo riusciti anche a legare come squadra, anche perché siamo praticamente tutti nuovi, era da poco che ci conoscevamo e verso il ritorno siamo riusciti a fare delle grandi partite, a fare 3 punti, molti punti e siamo riusciti a vincere delle partite che all'andata per esempio avevamo perso o pareggiato e questo si può dire che è un grande miglioramento e abbiamo anche alzato le aspettative rispetto a quello che pensavamo. Devo dire che allora noi siamo appunto nella zona bassa ma eravamo in pieno miglioramento, potevamo arrivare benissimo sul quarto, quinto posto se vincevamo qualche partita magari con un po' di sfortuna, qualche errore nostro. Per il resto il Dom e lo Zaul erano le squadre più forti e non c'era niente da dire, però ce la siamo comunque combattuta e non abbiamo preso l'imbarcato tranne contro le 2 partite contro lo Zaul, quelle ci stanno, può capitare delle giornate no. Io ritengo che effettivamente siamo stati una squadra, siamo i più giovani del campionato, quindi è stato un campionato decisamente più complesso per noi e ovviamente con la crescita siamo migliorati, abbiamo vinto partite che all'andata abbiamo perso. Ovviamente però ci sono state squadre come Zaulio e Domio che sono superiori, Zaulio è il campione del campionato e che quindi effettivamente si vedeva la differenza di qualità, ma soprattutto parliamo di squadre che comunque hanno utilizzato tanti fuori quota e tanti ragazzi che già si conoscono nell'ambiente calcistico e quindi sì, questo. Sicuramente le squadre sia come livello di gioco che dei numeri come abbiamo visto, le mie squadre sono state il Domio e lo Zaulio. Come livello di gioco erano sicuramente un passo sopra tutte le altre squadre. Le altre squadre comunque avevano alcune un buon livello di gioco, però era più una questione di testa, di essere aggressivi, di andarsi a prendere la palla, di crederci, più testa e cuore. Era una partita a nostra portata, sicuramente Domi e Zaule non avevamo il loro livello come livello di gioco, intensità e con la testa. Non ce l'avevamo in mente specificamente, ma penso che da parte di tutti c'è stata una grande crescita che ha fatto la differenza nel giro di ritorno a sinistra. Io ritengo che sinceramente mi aspettavo un po' che tutti mettessero l'impegno nelle partite, negli allenamenti e quindi diciamo che la crescita è stata abbastanza omogenea dal punto di vista dei giocatori. Poi ovviamente si sono visti che magari era più pronto chi meno, però quelli che hanno meno pronti comunque hanno sempre dato il massimo, sono impegnati e stanno colmando il gap tra i giocatori. Io non voglio parlare individuale ma parliamo collettivo perché è inutile dire che uno è più forte, uno è più scarso, siamo una squadra, nessuno è più forte, siamo tutti allo stesso livello, è inutile dire uno è più cresciuto, siamo cresciuti tutti insieme, abbiamo migliorato tutti qualità, testa, cuore, forza, grinta, tutto quello che ci serve per vincere una partita e per migliorare come squadra e come gruppo, questa è la cosa più importante. Voglio sbilanciarmi troppo, però sicuramente vorremmo fare meglio di quest'anno, è sicuro arrivare un poco meglio di quest'anno, arrivare magari nella zona alta, non di arrivare tra i primi ma sicuramente di migliorare perché abbiamo le qualità, abbiamo i giocatori e abbiamo tutte le carte in tavola per poter fare una buona stagione il prossimo anno. Io penso che per la prossima stagione, un po' per come è il mio carattere, voglio vincere ogni partita, ovviamente il sogno è arrivare primo in campionato, però è oggettivamente un obiettivo molto complesso da raggiungere e quindi diciamo che prima bisogna fare step by step e porsi degli obiettivi intermediari per poi raggiungere effettivamente quello che tutti vogliamo, cioè vincere. Io purtroppo il prossimo anno non ci potrò essere, però credo che questo gruppo, non ne sono certo, potrà fare meglio. Comunque ricordiamo che è la squadra più giovane del campionato e si è vista, e anche come ho detto prima ai miei compagni, essendo giocatori che non hanno mai giocato assieme, magari all'inizio avremo bisogno di conoscerci. Secondo me con qualche elemento di rinforzo, magari un po' più anziano, si può fare bene. Perché le potenzialità ci sono, comunque ricordo appunto come ho già detto che sono i più giovani, quindi l'esperienza del prossimo anno sarà di più
e si potrà sicuramente fare meglio secondo me. Io sono il portiere, ci sono tante cose in cui dobbiamo sempre migliorare, ma penso un po' sulle uscite alte e sulla lettura di certi palloni in aria, quello principalmente. Io invece faccio il terzino e ritengo che ho ancora tanta strada davanti e tanto da migliorare, ma soprattutto ritengo che la mia fase difensiva sia da migliorare, non tanto gli anticipi ma più che altro la fase nell'1 contro 1. E io sono un esterno alto di centrocampo, la cosa che devo migliorare sicuramente è fisicamente, perché un po' soffro fisicamente, ma a livello tecnico si può sempre migliorare, nessuno è Messi, nessuno è Ronaldo, si può sempre tutti migliorare, ma mi ritengo a un buon livello. Per il resto secondo me dovremmo migliorare anche come gioco di squadra, riuscire a girare un po' meglio il pallone ognuno, riuscire a giocare più palla a terra.